57 anni. Adesso è stabile qui in Italia? A Vicenza, A sì, Vicenza. sono tornato, vivo a Piazza Erbe, che è 100 metri da dove sono nato, quindi è proprio un cerchio completo. Senta, è inevitabile una domanda, lei che ha inventato il microprocessore, una domanda, questa intelligenza artificiale dove ci porterà? Ma speriamo che ci porti in un mondo migliore, ma ho paura che ci saranno molti problemi. Che cos'è che teme in particolare? Beh, il fatto che l'intelligenza artificiale, per usarla bene, bisogna essere molto intelligenti, bisogna saperla più lunga dell'intelligenza artificiale. E quindi se uno si appoggia all'intelligenza artificiale farà tanti errori e non sa di averli fatti, perché crede che l'intelligenza artificiale la sappia più lunga di noi. E fra l'altro ha avuto un'evoluzione in pochissimo tempo. Sì, sì, però hanno usato essenzialmente tutti i dati fondamentali, coerenti che abbiamo, per cui non è, insomma, ci saranno miglioramenti a livello verticale, ma quella che è la base non credo che ci sarà, si può fare tanto meglio di quello che è stato fatto. Che cos'è che dobbiamo più temere dall'intelligenza artificiale? Il suo uso disonesto, l'uso non etico, l'uso in guerra, l'uso nell'imbrogliare, ma anche l'uso che abitua le persone come dire, a non pensare più, cioè a far pensare all'intelligenza artificiale e a fidarsi dell'intelligenza artificiale. Quindi è una forma indiretta in cui l'intelligenza artificiale ci rende una gran parte della popolazione meno intelligente invece di essere più intelligente. Serve una via d'uscita in qualche modo? Certo, capire chi siamo, sapere che noi non siamo macchine, che l'intelligenza artificiale si basa sull'idea che noi siamo macchine e quindi la macchina può essere meglio, una macchina più potente può essere meglio di noi, ma noi capiamo, noi abbiamo la capacità di comprendere. La fisica deve andare oltre la materia, diceva lei. La fisica, la fisica studia la materia come se fosse tutto, invece chi siamo noi va oltre la materia. E la fisica quantistica punta il dito che c'è una realtà più profonda, che è quella che può spiegare la coscienza, il libero arbitrio, quelle proprietà che la spiritualità ha studiato da sempre e che però non si sono mai unite con la scienza. Quindi il mio lavoro degli ultimi 30 anni è proprio di unire queste due discipline, Cioè fisica e più che filosofia, spiritualità, perché la filosofia fa sempre parte dell'aspetto intellettuale, la spiritualità è la capacità di connettersi con una realtà più vasta, ma attraverso un'esperienza, non un pensiero, un'esperienza vissuta di essere connessi con una realtà più vasta. Quindi quella diciamo, è l'aspetto più fondamentale della realtà, il fatto che siamo coscienti, che possiamo conoscere con la coscienza